A me ogni tanto dicono che sono un orso, ma tante volte lo prendo anche come un complimento. Io ho incominciato a lavorare a 15 anni, che era un regalo della mamma, perché non volevo studiare, logicamente, no? E volevo lavorare. Ho cominciato a lavorare in carrozzeria subito, non ho fatto altri lavori come tanti, come carrozziere, la mia rista. Poi sono entrato in una società di carrozzeria, sempre in carrozzeria. Ormai ero diventato specializzato nel mio lavoro e ho avuto l'occasione di fare questo viaggio in Africa con un mio grande amico ed è stato il viaggio della mia vita perché è quello che mi ha cambiato il modo di vedere, il modo di pensare, i gusti e anche mi ha dato il senso della libertà sia professionale e sia fisica, diciamo, di poter fare qualcosa di mio, personale, senza rendere conto a altre persone, specialmente sul lavoro. Era il mio primo grande viaggio in moto, è stato Tunisia, Algeria, che era il sogno della Parigi-Dakar, e siamo andati proprio sulle orme della Parigi-Dakar. Però a questo punto, arrivati a Tamarasset, che sarebbe quasi il centro del Sahara, abbiamo intrapreso la salita dell'Oger, che sarebbe la montagna più alta del deserto lì, che siamo a 3000 metri e qualche cosa. E lì è un luogo di meditazione per gli eremiti che vivono lì, e questo è diventato un luogo di meditazione anche per me e anche per il mio amico. E in questo punto proprio preciso di questo viaggio è stata proprio la riflessione sulla libertà. Al ritorno di questo viaggio mi sono detto che dovevo fare qualcosa per me. La nota dolente è che ai miei soci non piacevano le moto. Nell'86 ho preso questa grande decisione di lasciare la carrozzeria e ho aperto questa officina, che è stata proprio il mio punto di partenza professionale. Quello che è stato fatto prima era una cosa, diciamo, che possono fare tutti, diciamo, con un po' di pazienza. E mi sono messo qui contro tutti i pareri, però avevo la moglie a favore. Se la famiglia ti sostiene riesci a fare molte cose, più di quello che immagini. Ho incominciato col fare qualsiasi lavoro, non solamente moto perché era il mio sogno, no? Facevo lavori sui camper, sulle macchine, ho fatto anche lavori di fabbro, però questo serviva a pagare il mutuo, perché come si dice oggi nessuno ti regala niente e io ho fatto i miei sacrifici per riuscire ad arrivare a questo punto. E con questo mi sono fatto una grandissima esperienza di lavoro. Dopo un po' di tempo dovevo incominciare a mettere a frutto la mia esperienza anche nel campo delle moto, mettendo in parte un po' alla volta le cose più ingombranti, come i camper, e dopo ho incominciato a mettere da parte un po' le macchine, fino a quando sono riuscito a lavorare, non dico tutto il giorno, ma quasi esclusivamente sulle moto, e ho incominciato con un Dominator, una cosa, diciamo, semplice anche nel fatto dei costi di gestione di queste moto incidentate che costavano poco perché i soldi non c'erano. E ho incominciato con questo Dominator anche per far vedere ai miei clienti, ai miei amici cosa ero capace di fare. E poi un Ducati disastrato che ho recuperato il motore, ho fatto tutto, ho fatto anche il telaio, ho fatto tutto quello che c'era da fare. Era il sogno fatto da una sella di cavallo e il Concorde, il famoso Concorde francese, no? Sono riuscito a mettere insieme queste cose ed ho fatto una moto che ha avuto il suo grande, enorme successo perché è stata presentata anche in Rai a Domenica In con Magalli. Poi sono andato con questa moto a Zeldec, io correvo con un'altra moto, però a Zeldec avevo portata solamente per farla vedere, per far vedere anche agli altri le mie capacità, diciamo anche non solo tecniche ma anche espressive. L'importatore Ducati Austria si è innamorato di questa moto, lui ha un museo personale e abbiamo fatto, diciamo, uno scambio. Io ho dato quella moto lì a lui ha dato una a me,
proprio come contratto, lui non doveva mai assolutamente modificare niente. Finora ha mantenuto la parola, perché ce l'ha ancora intatta come gliel'ho consegnata io. Volevo farmi la mia moto da corsa, fatta sul ritaglio, sulla mia misura, sul mio modo di vedere le cose, che sarebbe questa moto. Ho fatto il progetto, ho fatto tutto quello che si vede, che si può vedere, fatto tutto. Per me l'importante era costruire. Poi ho detto, se funziona, bene, se non funziona, il mio orgoglio personale è quello di averla costruita. Al di là di tutto funziona molto bene, anzi di più, perché l'hanno provata qualcuno e si è trovato, diciamo, entusiasta di quello che ho fatto. È una moto un po' particolare, con una guida particolare, però va molto molto bene anche tecnicamente. A me piacciono i prototipi e piace anche l'idea nuova di fare qualcosa di nuovo, di artigianale, come si può vedere. Questo è un monobraccio davanti e ho riportato qui su questa costruzione una mia idea. Ho avuto anche l'appoggio di varie persone come Giorgio Kentros, che mi ha dato una mano per il motore, per tutto quello che riguarda, diciamo, la parte motore, e ho avuto un grande aiuto della Bitubo, dato che non avevo un riferimento su cosa chiedere per fare questo prototipo. Loro mi hanno aiutato moltissimo nel realizzare questi ammortizzatori appositamente per me. E da questo poi anche Franco Mazzante e Leone sono stati bravissimi a stamparmi la carrozzeria in carbonio come, diciamo, come lato di amici. Poi l'ho portata in pista, sempre a Zelvec, con un buonissimo risultato personale, perché la moto va veramente bene. E alla fine della sua storia recente, perché è ancora intatta, perfetta, no? È stata passata al registro storico della FMI come primo prototipo che la FMI passa al registro storico. Perché? Perché di questa moto io ho tutta la documentazione di pezzo per pezzo di quando è stata costruita e anche il marchiato, diciamo l'anno della costruzione. La registrazione all'FMI porta il numero 160.000 perché lasciano il numero tondo, diciamo, a sempre delle moto di grande prestigio. E questo porta proprio il numero 160.000. E al di là di tutto il caso volle che problemi di dire sì è vero o non è vero non ci sono stati, perché proprio c'era una testimonianza diretta dell'esaminatore che abbiamo corso a Zelvec 24 anni fa insieme, stessa categoria, non altre. È un fatto piacevole della vita che questa moto l'ha guidata anche mio figlio in pista e anche la mia prima moto che era un Ducati, lui l'ha guidata, poi ha fatto anche altre gare, quando andava molto, diciamo, di moda, diciamo, la Sport Production, perché era la categoria delle moto, tra virgolette, di serie, che di serie non avevano niente, no? Come succede oggi, diciamo. E questo è stata una bella parentesi della mia vita, diciamo. Nelle mie realizzazioni non è che faccio solamente quello che voglio io, oppure vendo un prodotto al cliente che ho realizzato io, cerco di seguire le indicazioni del cliente, perché ho avuto la fortuna di realizzare la Virtual Lady, una moto molto importante per una persona altrettanto importante, che ha vinto tutti i premi dove è stata presentata, però seguendo le indicazioni del cliente, che aveva come spunto, come idea, questa goccia d'acqua che scendeva e tutta la moto doveva seguire questa forma. Pensando a ogni cosa che tu fai devi pensare a questa goccia d'acqua che scende, fatta nella sella, fatta nei parafanghi, tutto quello che potevi fare, immaginare, doveva essere questa goccia d'acqua. Come esposizioni di moto, diciamo, delle mie realizzazioni e non solo diciamo, delle mie personali, diciamo, anche realizzazioni per i clienti, hanno fatto un po' il giro del mondo, come la Virtual Lady è stata portata a Londra per una mostra importantissima, che c'era anche Arlen Ness come noto costruttore, il padre che ha inventato queste cose, che mi ha fatto i complimenti perché fra tutti i partecipanti a quell'evento la Virtual Lady ha fatto sempre il primo posto.
specialmente la Ducati che è finita in Austria, io la chiamo finita, ma non è finita, diciamo, è ancora viva, è ancora lì, diciamo, che fa la sua bella figura. Mi hanno telefonato dei friulani in Australia che l'hanno vista su un giornale australiano. Quella è stata pubblicata in tutte le riviste europee, in tutte. Non sono molto portato, diciamo, per il retro, ma piace più che altro il futurismo, il futuro, diciamo, che è quello per me più interessante, come nelle varie costruzioni che poi bisogna immaginare, bisogna incominciare a far lavorare la fantasia, perché il futuro bisogna ancora crearlo. Allora per creare questo futuro bisogna prendere una grande capacità, che io mi ritengo fortunato di avere questa capacità, di vedere ambienti, vedere la natura, vedere tante cose e trasmetterlo sulle mie costruzioni. Oppure anche realizzare un sogno. Io ho sognato una donna che abbraccia una moto e da questo è nato la FC2 che ha due facce davanti a come un braccio di una donna che abbraccia una moto. E da lì ho realizzato tutto questo grandissimo lavoro. È, diciamo, la moto che ha richiesto più lavoro in assoluto. E poi anche delle caratteristiche territoriali, perché ci sono delle descrizioni come il libretto di uso e manutenzione sono scritte in friulano, perché io sono friulano, no? Che anche molti giornali hanno scritto pagine su queste 3 piccole indicazioni, bonde, tante, po', che sarebbero tutte le indicazioni della benzina, dell'acqua, di tutte queste cose. Bisogna esprimere una grande fantasia, una grande immaginazione e trasmetterlo su quello che fai per una grande passione. La richiesta di un cliente che voleva una moto, mi ha detto: ti do carta bianca, deve avere 2 posti, come si può vedere, 2 posti, no? E deve essere, come dici tu, un po' strana, no? E da questa moto sono nate certe, diciamo, realizzazioni che poi sono state riprese anche da case molto importanti. A me non piaceva, essendo 2 posti, di avere queste pedane che scendevano dietro come nel genere di tutte le moto, perché dove la metti? Invece questa moto ha una caratteristica che ha le pedane del passeggero a scomparsa, che è stata ripresa anche questa idea da una casa motociclistica che ha fatto le pedane non a scomparsa ma pieghevoli, che quando carichi il passeggero tiri fuori le pedane. Poi davanti abbiamo la pinza del freno portante, che anche quella è stata ripresa da altri costruttori, diciamo. Come si può vedere, questo è un simbolo, diciamo, di grande fantasia e immaginazione, perché la moto ha la stessa meccanica di quella da corsa, però ha una particolarità: non c'è serbatoio, manca tutte le sovrastrutture, qui c'è solo meccanica pura, infatti il suo nome è Sex Metal. Fra questa e quella da corsa ci sono esattamente 20 anni di differenza, però meccanicamente, essendo geometrie, tecnica uguali, questa funziona veramente bene come l'altra. Ogni pezzo, ogni piccolo particolare è stato costruito qui dentro, cioè fuori è stato fatto solamente i cerchi, perché non sono in grado di costruire cerchi in magnesio, no? Che me li ha fatti la Marvic, e il motore, che è un motore Honda, diciamo, monocilindrico, che a me piace moltissimo perché è un motore semplice, pulito e che non dà tanti problemi. Nelle mie presentazioni delle moto c'è sempre la ragazza vestita con un costume da me realizzato, e questo costume è nato in un'occasione che dovevamo fotografare una moto, diciamo, in uno studio a Milano, e il mio amico Restelli, che era il direttore di Caffè Recer a quel tempo, gli ho chiesto di non mettermi la ragazza a seno nudo, perché con questo giornale era ricorrente la ragazza a seno nudo. No? Allora il direttore mi ha detto: tu che vesti tutto, vestimi anche la ragazza. E così sono nati questi costumi, diciamo, in alluminio, che tutte le presentazioni delle moto da quel giorno
sono presentata la moto con la ragazza con il costume vestita di alluminio. Bisogna ricordare anche che questi costumi sono registrati alla Camera di Commercio, non è una cosa buttata lì banalmente, è una cosa molto seria che si può richiedere e avere anche come oggetto personale. Da questo poi ho continuato, diciamo, a perfezionare questi costumi, che adesso sono molto molto belli, molto eleganti, sono nati anche i sandali. La ragazza in pratica è completamente vestita di alluminio come la moto. Io ho dei clienti che vorrebbero realizzare cose che loro immaginano, pensano e mi chiedono come nascono le tue idee per fare questo, per fare quello. Allora, dico a tanti, spiego, dovete un po' immaginare delle cose che non hanno niente a che fare con le moto, ma guardando, saper guardare quello che c'è in giro, come io ho avuto l'ispirazione per realizzare la Rose Blue. Mentre tornavo a casa dal lavoro mi sono fermato davanti a un tramonto bellissimo, che c'era la montagna con questa nuvola grigia che sembrava una ruota. Il cielo sopra era rosso e al di sopra c'era un altro spazio di nuvola blu che tagliava il cielo. E da quel momento mi sono messo in moto la mia fantasia e ho detto devo fare una moto che si chiama Rose Blue. Ho recuperato tutto quello che avevo in officina, motore, che era tutti i componenti, quello che mancava ho realizzato io. E da questo è nata la Rose Blue. Bisogna osservare la moto come è fatta e a quel punto si può anche tornare indietro con la fantasia e immaginare quel momento che ho visto io. Qui ho coperto tutte le moto e tanti si lamentano perché le moto sono coperte. Bisogna capire anche il perché. Io sono costretto a coprire anche per il rispetto della moto, del cliente, che non si deve sporcare o rovinare con la mia lavorazione. No? Se non me lo chiedono io non glielo dico. No? A me ogni tanto dicono che sono un orso. Perché? Perché magari sto lavorando, sono impegnatissimo a fare una cosa, mi arriva uno che ha solo voglia di scherzare, di ridere, e non gli rispondo e quello mi dice sei un orso così, non sei chiuso, però questo forse non è vero, ma tante volte lo prendo anche come un complimento, diciamo, perché non siamo tutti uguali, non è tutto oro quel che luccica. No?